Pisciotta che lascia Ciancimino, poi Cascio, pallone in avanti a cercare Lupo, pallone in mezzo, attenzione, il colpo di testa di Lo Monaco che non arriva, poi il tiro e il gol degli ospiti con Zinga, e c'è stato un errore, lo sbaglione della difesa alcanese che c'è sembrato Zinga l'autore del gol, ma l'errore della difesa. Sulla sfera è sempre Riccobono. Vediamo cosa esce fuori da questo calcio di punizione, siamo già quasi alla fine del primo minuto di recupero. Il fischio del direttore di gara, calcio di punizione, la battuta in mezzo, attenzione, arriva Lentini, il gol di Lentini, il pareggio dell'Alcamo, il gol, Lentini pareggia, ritorna al gol Kevin Lentini. Gaspare Vivona 2 su di lui e poi riesce comunque a piazzare la sfera che dà Cottone all'indietro per Bado, pallone lungo a cercare Lentini, vediamo la palla per Lentini, ancora Lentini, il gol di Lentini, il raddoppio dell'Alcamo con Kevin Lentini, il raddoppio del bianconeri con Lentini. E Alcamo che raddoppia al 27esimo minuto.